Salite sulla giostra, questo è il Napoli, questo è calcio. Mamma mia che Napoli, mamma mia. Lezione di calcio ai Power Rangers questa sera. 3 gol, 3 ce ne abbiamo dati. In casa loro, con tutto il pubblico a favore. Oggi lo stadio pieno avevano. E il Napoli ha fatto una prestazione magnifica. Complimenti a Spalletti per la formazione iniziale. Finalmente vediamo Simeone titolare che gioca anche bene, si conquista un calcio di rigore, non ha segnato, gli è mancato il gol, ma comunque mi è piaciuto per come ha giocato. Mi sono piaciuti tutti, nonostante Zielinski sbaglia 2 calci di rigore. Ma non massacrate la Zielinski per i 2 rigori sbagliati, perché comunque la prestazione l'ha fatta anche lui. Hanno giocato tutti bene. Faccio fatica a trovare qualcuno che non abbia fatto bene. Lo stesso Meret ha fatto bene la fase difensiva, che non ha subito gol. Ragazzi, ma Koulibaly, onestamente, Kim ce lo sta facendo rimpiangere? No. Che partitone di Kim e Ramani. Ragazzi, un blocco difensivo che Rangers non riusciva a sfondare. Ci ha provato nei primi minuti, ma dopo siamo stati noi a comandare e a gestire la partita e a farne 3 nel secondo tempo. Partita dominata, nel secondo tempo il Rangers non ci ha capito niente, o Power Rangers. Non ci ha capito niente, l'abbiamo fatti di tutti i colori, l'abbiamo fatti diventare proprio come i Power Rangers. Mamma mia, cioè poi dalla panchina entrano Ndombele e Raspadori, prima Raspadori e poi Ndombele, segnano tutte e due. Che bello, voglio un Napoli che gira con qualità, chi subentra, già inserito bene in questa squadra. È un bel vedere, voglio veramente in Europa. Io penso che ne parlano tutti ora del Napoli, perché veramente stiamo mettendo agli occhi di tutti il gioco. Ragazzi, è stata una sorpresa, nemmeno io me l'aspettavo. Un insieme di tutti i giovani, ma di qualità, che faceva bene così, sia in campionato che in Europa. E ora aspettiamo anche il Milan e non abbiamo paura del Milan, perché questo Napoli qui devono temerlo chiunque, tutti devono temerci, perché siamo una grande squadra. 3-0 a Rangers, 4-1 con il Liverpool, e non è il campionato, con tutto rispetto per Bologna, Spezia, ma è la Champions League. E abbiamo fatto 7 gol e 1 subito, ragazzi. 7 gol ed 1 subito. Questa è una macchina da gol. E oggi il Napoli ne poteva fare più di 3 e l'abbiamo visto. I rigori sbagliati, le occasioni avanti la porta nel primo tempo. Il primo tempo che finisce 0-0, ma è bugiardo il risultato, perché il Napoli poteva chiudere già in vantaggio nel primo tempo. Ma prendiamoci questi 3 punti che sono preziosi per il cammino della Champions. A quota 6, primi in classifica anche in Champions League, oltre che il campionato. Ora andiamo a Milano con la stessa cattiveria e la stessa voglia di far bene. Io mi fido di questa squadra, mi fido di Spalletti. Abbiamo una rosa lunga, abbiamo una rosa di qualità, di cui, ragazzi, non ne ho parlato in questa partita, ma Lobotka fa girare la testa a tutti i giocatori del Rangers. Un'altra partita monumentale di Lobotka. Kvaratskhelia, ottima partita. I 2 centrali, ragazzi, secondo me fra i migliori in campo. Kim e Rachmani insuperabili. Lo stesso Di Lorenzo, anche se lo vedo un po' stanco, ha fatto una buona partita, non fra i migliori, però comunque ha fatto una buona partita, come Mario Rui dall'altra parte. Anghissà, ragazzi, Anghissà non lo scopriamo oggi, va crescendo partita dopo partita. Zielinski ha fatto bene, peccato per i 2 rigori, si piglia una sufficienza solo perché ha sbagliato i rigori, però non mi sento di darlo l'insufficienza, perché comunque ha fatto bene anche lui. In avanti Politano, grande partita, fra i migliori in campo, perché oltre che aver segnato il rigore che poi gli è stato annullato e l'ha ripetuto Zielinski e l'ha sbagliato, perché sul respinto aveva segnato, comunque si è ripetuto e ha segnato il gol dell'1-0.
Un Napoli che poi ne fa 2, poi ne fa 3 dopo l'espulsione del giocatore del Rangers sul primo calcio di rigore che si procura Simeone. Poi a valanga, ragazzi, potevamo vincerla benissimo 4-5-0 sta partita. Complimenti ai ragazzi a Spalletti. Yammannanzi, voglio. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto, che aspettate a Carrozzi, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Mamma mia che Napoli, voglio, mamma mia Carmen, poveri Power Rangers, credevano di fare la trasformazione contro il Napoli. Invece hanno pigliato Paccher, Buffettone, Capatamboc, non ci hanno capito niente. Con questo è tutto, ragazzi. Buonanotte a tutti, amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napoli.